La grande trama dei rifiuti e la gestione dei profughi. Questo è il tema di un convegno che si terrà domani sera nella sala delle associazioni in via San Filippo Neri a Monselice a partire dalle 21. L'iniziativa è del comitato Lasciateci respirare. Il tema appunto quello collegato alla denuncia di un indebitamento fortissimo del bacino Padova 3 sull'ordine di 30 milioni. Andando a scavare e a verificare i motivi che avevano portato a questo indebitamento, abbiamo in qualche modo rilevato una serie di articolazioni, di scatole, chiamiamole cinesi e societarie, che si articolavano nelle operazioni più svariate. Una di queste è poi il filone che porta alla gestione dei profughi, che fino ad un certo punto, finché la dimensione è contenuta, rimane collegata al bacino. Quando poi le cifre e i giri d'affari si sviluppano, la cosa si stacca. Saranno presenti sindaci, sindacati e associazioni. Si parlerà anche del recente bando profughi da 21 milioni di euro indetto dalla prefettura, parte del quale vinto dalla cooperativa Ecofficina Educational di Battaglia Terme. Coop che, come spesso ha raccontato anche in Rete Veneta, è strettamente collegata alla gestione dei rifiuti nella Bassa Padovana.